4 nella notte al pronto soccorso per l'irritazione causata dallo spray urticante che ignoti hanno spruzzato in pista alla discoteca Odissea di Spresiano. Sul posto i carabinieri. Aumenta l'aggressività tra i giovani e l'ULSS 2 conferma l'arrivo di nuovi specialisti per affrontare il crescente disagio. L'ultimo episodio all'Istituto Besta, pronta ad attivare una task force la prefettura. A Quinto, iniziativa a favore della sicurezza stradale, tema tornato di drammatica attualità. Da qui è partita una raccolta firme per modificare la Costituzione a maggiore tutela delle vittime di reato. Il caro bolletta porta a risparmiare anche sulla propria salute e così si rimandano le cure dal dentista. Il governo pronto a varare nuove misure, annuncia il ministro D'Incà. Superati ufficialmente in queste ore 3.000 arrivi nella Marca di profughi, l'accoglienza resta diffusa mentre le scuole si attrezzano per la DAD proprio con l'Ucraina. Presentata la candidatura del polo urbano dell'area dell'UNESCO, 13 comuni si alleano per intercettare più risorse da Regione ed Europa. Capofila è Conegliano. Arte in strada nella Domenica Trevigiana, grazie agli studenti del liceo artistico, tra via Santa Caterina e via Santa Chiara, pitture, sculture, fotografie ma anche pannelli da dipingere. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali la cronaca con le 4 persone che nella notte hanno dovuto farsi visitare al pronto soccorso di Treviso per l'irritazione causata, pensate, dallo spray urticante sfuggito ai controlli che ignoti hanno spruzzato in pista alla discoteca Odissea di Spresiano. La direzione della discoteca sta valutando se presentare denuncia. La cronaca di Lina Paronetto. Spray urticante in pista da ballo, in 4 all'Odissea di Spresiano hanno dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. L'episodio intorno all'1:30 del mattino in una delle sale di minor capienza della discoteca lungo la Pontebana. Una cinquantina di persone è stata fatta sgomberare ai primi malesseri. Alcune persone hanno cominciato a sentire disagio alle vie respiratorie. Prontamente abbiamo areato il locale spalancando le porte, noi abbiamo anche degli impianti di aspirazione molto potenti e in pochi minuti la situazione è rientrata alla normalità, tant'è vero che nelle altre sale nessuno si è accorto di niente. Nella struttura sono presenti, per volontà dei titolari, vigili del fuoco e soccorritori della Croce Azzurra. Il rischio che si scatenasse il panico tra i presenti è stato dunque gestito e sventato. Sul posto sono stati fatti intervenire anche i carabinieri. La sorveglianza interna si era però già messa sulla pista giusta dopo che una 22enne aveva segnalato di aver smarrito le chiavi dell'auto con appeso proprio uno spray urticante da autodifesa. E l'abbiamo ritrovato qualche minuto dopo in un cestino della spazzatura in un bagno. Questa bomboletta era stata utilizzata in minima parte, probabilmente chi ha trovato queste chiavi con questo oggetto pensava forse fosse un accendino o qualcosa del genere e inavvertitamente l'ha toccato e gli è partita una piccola spruzzata. A rimetterci sono state le persone intorno, 2 quarantenni sudamericane e una coppia di giovani. 2 le abbiamo assistite accompagnandole in ospedale per accertamenti del caso, perché avevano un po' di problemi alla respirazione, sentendo un po' bruciare la gola. E altre 2 persone hanno preferito andare con i mezzi propri in un altro ospedale per accertamenti, ma ci risulta niente di grave. Tutti e 4 sono già stati dimessi con prognosi di pochi giorni. In discoteca, dove si sta cercando di ripartire dopo 2 anni di stop legati alla pandemia, si cercherà di risalire ai responsabili attraverso i filmati delle telecamere a circuito chiuso. Fine settimana che è iniziato con le botte tra compagni in un istituto di Treviso e parla di aggressività in aumento tra i giovani. Il direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi a tal proposito conferma arriveranno nuovi specialisti proprio per affrontare questo disagio crescente. I ragazzi, i giovani, hanno avuto 2 anni di lockdown. Hanno avuto 2 anni dove la socialità è mancata, dove l'egoismo qualche volta e l'isolazionismo creato ovviamente da restare solo a lavorare con Facebook o comunque di fronte a un computer per ore con i videogiochi, secondo me
accelerato quel processo anche di aggressività. C'è una spiegazione per il direttore generale dell'ULSS 2 dietro ai fatti di cronaca che hanno segnato l'ennesimo weekend nella Marca con protagonisti in negativo dei giovani. Prima sabato mattina le botte fra compagni all'Istituto Besta di Treviso con un 17enne finito al pronto soccorso, poi lo spray urticante spruzzato sulla pista da ballo a Spresiano, gesti che però sono sintomi di un disagio che l'ULSS 2 vuole affrontare con nuovi strumenti. Benazzi conferma l'inserimento di specialisti. Noi contiamo di portare a casa 20-24 psicologi e una parte di questi serviranno proprio all'interno di consultori, all'interno del SERD, all'interno quindi di queste nostre unità operative che affrontano il disagio giovanile. Continuo a ribadire sempre, grazie a questa rete che abbiamo, che è fortissima. Rete fra comuni, ULSS e scuola con la stessa prefettura pronta a coordinare nuove azioni. Su questo piano quindi si muoveranno le amministrazioni con il supporto anche mio se voluto per andare incontro ai ragazzi, trovare un meccanismo per indirizzarli verso comportamenti più sani. Prefetto che torna anche sulla questione delle risse che scoppiano nei luoghi di maggior afflusso per sidoti, non vere e proprie baby gang, ma non per questo fenomeno da sottovalutare. Non c'è una strutturazione di vere e proprie baby gang. Sul piano sociale è sotto gli occhi di tutti che abbiamo un problema di assembramento di centinaia di ragazzi, decine di ragazzi, e questi sfociano talvolta in comportamenti che sono pericolosi primo per loro stessi e poi per gli altri. Così il prefetto di Treviso, ma vi devo dare un aggiornamento molto importante dell'ultima ora. Questa è la pagina social della Onlus Veneta Mediterranea Saving Humans. Sono 5 i van della carovana veneta bloccati alla frontiera fra Ucraina e Polonia con 23 profughi al seguito. Questo il post e questo il video di un attivista che possiamo vedere per un attimo, se possibile, cosa sta succedendo sul confine. La carovana Stop the War Now, fermare subito la guerra, guidata dal trevigiano Danni Castiglione, è stata bloccata dalle forze di sicurezza ucraine che non permettono l'uscita dal paese di uno dei volontari, un cittadino con doppio passaporto italo-ucraino che vive nel Trevigiano da oltre 20 anni. Era tornato in patria prima dello scoppio della guerra per assistere il padre malato e si è poi aggregato alla carovana di Mediterranea per rientrare in Veneto. I 5 van dell'organizzazione umanitaria fondata dall'ex assessore veneziano Beppe Caccia si erano messi in viaggio con 23 profughi, come vi dicevo, diretti in Italia. Questa è una volontaria che per l'appunto sta aggiornando sulla situazione. Durante il controllo dei documenti, spiega, gli addetti ucraini hanno sollevato la questione del cittadino italo-ucraino e a nulla è servito mostrare sia il passaporto italiano che una lettera accompagnatoria dell'ambasciata italiana. Niente da fare, quel documento è come un qualsiasi foglio di carta. L'uomo è in età militare e deve rimanere su suolo ucraino, pena l'arresto per diserzione. Tra l'altro posso dirvi che si è attivata in questi minuti l'unità di crisi della Farnesina, quindi sta ovviamente montando un caso vero e proprio. Vi terremo ovviamente aggiornati. Torniamo alla giornata trevigiana e all'iniziativa che questa mattina è stata presentata a Quinto di Treviso dopo settimane davvero difficili sul fronte della sicurezza stradale. Non è passato il messaggio che chi sbaglia paga. Effettivamente ci sono un sacco di escamotage, di scuse, è la legge che va cambiata e quindi noi da amministratori e da politici dobbiamo fare in modo che le leggi cambino e che le vittime abbiano veramente una giustizia, anche se poi arriva in ritardo, le famiglie abbiano giustizia e i colpevoli paghino per le loro colpe. Da Quinto parte anche nella Marca trevigiana la raccolta firme promossa dalle associazioni vittime della strada per chiedere a Camera e Senato di modificare la Costituzione al fine di dare maggiori tutele alle vittime di reato, ma non solo. È una doppia raccolta firme per 2 cambiamenti alla Camera dei Deputati e al Senato.
Una per quanto riguarda la prevenzione, per cui iniziare ad investire di più sulle vittime vulnerabili, iniziare il caschetto, patentino per il monopattino, airbag per i motociclisti, e la seconda raccolta repressiva, cambiamento di alcuni articoli del 111 e avere una certezza di pena, iniziare a vedere l'omicidio stradale come un omicidio domestico, familiare. Un atto politico che però comunque è trasversale, perché non è che siamo arrivati prima noi o prima gli altri. L'importante è che si faccia. Ho voluto che si partisse da qui perché ho conosciuto Andrea Dan e ho veramente capito che la sua determinazione è dettata da un dolore grande che ha vissuto. Quindi mettendomi un po' nei suoi panni ho detto no, qua qualcosa bisogna che facciamo. Parte oggi simbolicamente qui da Quinto, domani mattina saranno presenti all'anagrafe di Quinto e in questi giorni spero che vari, per non dire tutti i sindaci di Treviso, tutte le proloco di Treviso prendano in esame e portano anche nel proprio comune questa raccolta firme. E protagonisti di questa giornata a Quinto sono stati soprattutto i più giovani. Vere e proprie lezioni di educazione stradale al mattino, insieme a polizia locale e stradale, quindi la premiazione del miglior progetto di una nuova pista ciclabile che permetta ai ragazzi di raggiungere la biblioteca, ma anche, perché no, la gelateria. A Quinto la domenica ecologica è stata dedicata alla sicurezza stradale e la cronaca di queste ultime settimane conferma come il tema sia di stretta attualità. Ragazzi spesso più consapevoli dei grandi di come comportamenti corretti, anche da parte di chi come loro è pedone o ciclista, siano importanti per non farsi e fare del male in strada. E si vede che anche i piccoli hanno molto questo senso delle regole, bisogna saperglielo trasmettere a partire dalle istituzioni ovviamente rivolte all'educazione, ma prima di tutto l'educazione parte in famiglia. Qualche volta il ragazzino dice ma mio papà non ha messo la cintura, cose simili, no? Quindi si crea anche un controllo interno alla famiglia, quindi è molto, molto bello, molto importante. Ai piedi del municipio la premiazione degli elaborati di nuovi tratti ciclabili di cui il paese, secondo gli alunni di Quinta, avrebbe bisogno, premiati i ragazzi della scuola Marconi. Qua tra l'altro abbiamo strade, anche la Noelese in particolare è abbastanza complicata, quindi non è mai troppo quello che si mette in campo. Ci sono molti mezzi pesanti che passano e quindi sensibilizzarli appunto li renderà più partecipi nel valutare le sicurezze da adottare nei percorsi. E il fatto che li hanno responsabilizzati e vedono poi che quello che loro hanno fatto a scuola verrà valutato e messo in pratica ha un valore aggiunto notevole. Vincitore il progetto per collegare via Boiago allo Stiglia verso la vecchia linea ferroviaria e la scuola. Io penso, e anche loro sono d'accordo, che queste cose, anche se sono scontate, va sempre comunque sensibilizzato, va sempre integrato. Le classi che hanno partecipato hanno presentato dei progetti veramente belli e una quinta ha vinto e speriamo di riuscire a realizzare il loro sogno, quindi di poter realizzare la loro pista ciclabile. La crisi economica, con il caro bolletta in particolare, che sta letteralmente spegnendo il sorriso a tanti trevigiani. La pandemia prima, con la paura di possibili contagi, la crisi economica, questa legata, ma ora ulteriormente aggravata dalle tensioni geopolitiche in atto. Poi stanno tenendo spesso i pazienti lontani dagli studi dentistici anche per semplici cure parodontali. Questi anni di pandemia hanno avuto una grande diminuzione dell'afflusso dei pazienti, soprattutto nel 2020 abbiamo avuto il lockdown in cui soltanto le strutture pubbliche e private accreditate erano aperte. Nella seconda parte del 2020 vi era stato un ritorno negli studi, ma solo per le cure odontoiatriche. Poi, grazie ai vaccini, nel 2021 l'afflusso dei pazienti è aumentato, ma in questa fase che si sono presentate due situazioni ben distinte. Da un lato chi lavorava nei settori maggiormente colpiti dalle restrizioni ha visto il proprio potere d'acquisto decimato, dall'altro chi aveva uno stipendio fisso con i lockdown ha aumentato il proprio risparmio e di conseguenza la propria possibilità di spesa. Questo si è visto nel secondo semestre del 2021 in cui c'era stato proprio
un ritorno dei pazienti. Adesso si sta assistendo ad una nuova diminuzione dei pazienti negli studi. E soprattutto a una diminuzione della qualità dei trattamenti, cioè adesso le persone fanno il minimo indispensabile, evitano le grandi riabilitazioni, e questo per un altro tipo di paura, la paura del caro bollette, del caro gas, della benzina. Ci sono dei pazienti che ci dicono ora non posso, magari più tardi, oppure ci domandano la rateizzazione che noi offriamo sempre. In questi 2 anni gli specialisti hanno visto aumentare i problemi parodontali che, presi per tempo, avrebbero richiesto interventi limitati, ma che protratti nei mesi si sono aggravati. E hanno visto la propria salute parodontale degenerare, e quindi magari in molti casi con la mobilità o addirittura la perdita di elementi dentari. E rassicurazioni precise, veri e propri impegni su questo caro bolletta arrivano dal ministro bellunese D'Incà. Chiaramente verificheremo sul DEF la situazione economica del nostro Paese e se serve interverremo ancora, perché almeno per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle al centro in questo momento vi sono le persone, i cittadini, le famiglie, le nostre aziende, con il costo dell'energia e delle bollette che rischia di mandare in tilt la nostra vita. È un impegno politico e istituzionale preciso sul tema del caro bolletta, quello che arriva dal ministro veneto Federico D'Incà, nelle ore in cui dalle aziende del territorio è arrivato l'ennesimo SOS. Prima l'appello di Assindustria Veneto Centro con il presidente Leopoldo Destro, che ha chiesto di fare di più. In guerra servono risposte di guerra su gas e materie prime, le sue parole. Poi lo studio sul rischio usura, anche per le famiglie trevigiane, della CGA di Mestre. Le problematiche sociali durante la pandemia, durante una guerra, durante una crisi internazionale energetica si fanno sentire chiaramente tra le famiglie che hanno più bisogno, quindi l'attenzione massima. La priorità va all'economia, quindi, più che al riarmo, tema che nell'ultima settimana ha creato forti fibrillazioni nel governo. Lo stesso ministro ribadisce la linea sua e del Movimento 5 Stelle. Abbiamo chiesto che vi sia una gradualità nell'arrivo al 2% e soprattutto che vi sia finalmente un esercito europeo con questa bussola strategica che di fatto diventa il cuore pulsante dell'esercito e che metta insieme le tante risorse che l'Europa mette sugli armamenti. Ma difesa a parte, i temi su cui accelerare sono diversi. D'Incà li passa in rassegna. In questo momento in Parlamento vi sono 4 riforme fondamentali: la riforma del fisco, la riforma degli appalti, la riforma della concorrenza e la riforma del CSM. Sono mesi importanti per il nostro Paese per raggiungere gli obiettivi che sono 101 del PNRR, che per noi rappresentano da qui al 2026 235 miliardi di investimenti. Ecco, ritorniamo a occuparci di Ucraina. Prima vi ho dato la notizia di questo italo-ucraino residente nel Trevigiano che è stato bloccato al confine con la carovana veneta dell'ONG Mediterranea. Gli aggiornamenti sono ancora in corso sul profilo Facebook dell'ONG Mediterranea. Vi dicevo prima, quindi il caso è aperto con l'attivazione dell'unità di crisi presso la Farnesina, e intanto hanno superato quota 3.000 i profughi ucraini arrivati nella Marca proprio dal paese in guerra. Noi oggi siamo arrivati a 3.086 accessi, quindi noi contiamo le persone che hanno fatto i tamponi, ovviamente i nostri Covid point, i nostri punti di riferimento, e di queste già 2.904 sono state caricate sul database e quindi regolarizzate. Dopo 40 giorni di guerra, i profughi arrivati dall'Ucraina nella Marca hanno superato le 3.000 unità. La contabilità aggiornata è dell'ULS 2, visto che il tampone è obbligatorio per ogni nuovo ingresso. Una trentina i positivi al Covid attualmente al Guicciardini di Valdobbiadene. Un numero basso, evidenziano dall'ULS, semmai la difficoltà sta nel convincere i profughi a vaccinarsi. Purtroppo per quanto riguarda le vaccinazioni Covid-19 abbiamo un po' di resistenza e fino ad oggi siamo riusciti a vaccinare solo un 20%. Segue quindi l'opera di informazione. Materiale apposito anche in ucraino è stato distribuito nelle scuole del Veneto, dove i piccoli già frequentanti sono circa 500 e la didattica
tiene conto di tutti. Soprattutto i più grandi tendono molto a seguire da remoto le lezioni delle loro scuole di provenienza, cioè delle scuole ucraine. Alcuni devono anche conseguire, per esempio, il titolo di studio finale dei percorsi di studio e quindi seguono online le lezioni delle scuole ucraine. L'accoglienza intanto resta diffusa sul territorio, così ad Asolo, comune che aderisce al SAI, Sistema Nazionale di Integrazione, dove come in altri comuni si attendono stanziamenti specifici dal governo. Noi abbiamo fatto tutto con risorse nostre, grazie al volontariato, grazie anche a donazioni su un conto corrente che abbiamo aperto dedicato nel comune di Asolo. Ma non è solo l'ente locale, sono anche le famiglie che stanno ospitando che cercano di capire se nel futuro ci saranno delle possibilità di aiuti per chi sta accogliendo, anche noi in primis. Il tema, quello delle risorse, che da tempo viene posto con forza dal sindaco di Spresiano. Di fatto, quando si diventa cittadini di un comune, residenti anzi in un comune, si hanno tutti i diritti e i doveri di quel comune, pertanto anche le spese aumenteranno, è poco ma sicuro. Ritorniamo alla cronaca, quarto giorno di mobilitazione per trovare Antonella Bortolato, la 67enne di Silea, scomparsa da casa mercoledì mattina. Oggi la protezione civile in particolare si è concentrata sul fiume Sile senza esito. Sempre mobilitati anche vigili del fuoco e forze dell'ordine. Alcune segnalazioni sono arrivate da comuni limitrofi ma non hanno trovato al momento fondamento. E a proposito di protezione civile, Canizzano ha ospitato qualche sera fa il debutto del piano di protezione civile del comune di Treviso, una sorta di lezione ai cittadini che verrà replicata in tutti i quartieri. È cominciata la fase di informazione della comunità di quello che è un piano di protezione civile che ci vantiamo di essere anche la prima città in Italia ad averlo aggiornato. Debutto davanti ad oltre un centinaio di cittadini giovedì sera a Canizzano del piano di protezione civile del comune di Treviso. Oltre 2 ore dove tecnici del comune e soprattutto volontari hanno spiegato cosa significa per la città e soprattutto per i cittadini, il frutto di mesi e mesi di rilievi, mappature, indicazioni, diventate queste cartine specifiche per singola tipologia non solo di intervento ma soprattutto d'emergenza. In base alla calamità che dovesse succedere ci sono delle azioni diverse da fare, delle azioni che se i cittadini metteranno in atto aiuteranno i soccorritori e quindi agevoleranno il lavoro in quelle fasi particolarmente critiche proprio in corrispondenza dell'emergenza. Perché molti non sanno chi siano questi cittadini in giallo. Per far imparare oppure dire che cos'è la protezione civile perché la gente non tanto lo sa. Diamo un po' i numeri della protezione civile di Treviso. A oggi noi contiamo 80 operatori suddivisi in varie unità operative e non operative per meglio rispondere alle emergenze della città. C'è una sede e se una persona vuole avere delle informazioni dove deve andare? Allora, la nostra sede è in via Santa Barbara 18, vicino al comando dei Vigili del Fuoco, poco più avanti. Un piano che verrà spiegato a tutti i trevigiani. Parte anche questo lungo percorso informativo in ogni singolo quartiere, perché ogni quartiere ha delle caratteristiche, ha delle criticità e ci sono delle aree che sono state predisposte appunto in caso di calamità. Quindi è giusto informare i nostri cittadini, vengono dati dei riferimenti anche attraverso una brochure con tutti i numeri utili, i link, i siti, i numeri di telefono da contattare in caso di emergenza. Dopo la grande Treviso e l'alleanza tra Montebelluna e Castelfranco nasce un nuovo polo nella Marca, quello di Conegliano Vittorio Veneto. L'obiettivo aggiudicarsi il maggior numero di risorse europee e non solo possibile. Abbiamo presentato l'area urbana del Conegliano Vittorio Veneto, sicuramente un passo importante, 13 comuni, 139.000 abitanti, oltre 55.000 addetti nelle imprese e soprattutto abbiamo un'area industriale che è la più grande della provincia di Treviso con 1 milione di metri quadri. Diciamo un passo importante perché oggi non si può più ragionare a livello territoriale di comuni di amministrazioni locali ma a livello di grande territorio.
Qualcuno già la chiama Grande Conegliano, altri fanno notare che nella cordata dei 13 comuni c'è anche Vittorio Veneto. Di fatto, al di là dei nomi, un intero territorio tra vittoriese e coneglianese si è candidato al riconoscimento di area urbana. Questo significa partecipare a un bando regionale su fondi prevalentemente europei da 170 milioni di euro destinato alla realizzazione di progetti di sviluppo urbano. Oltre alla città del Cima e a quella della Vittoria ci sono Colle Umberto, San Vendemiano, San Fior, Godega di Sant'Urbano, Santa Lucia di Piave, San Pietro di Feletto, Tarzo, Refrontolo, Pieve di Soligo, Susegana e Codognè. Dobbiamo essere in grado di confrontarci con gli organismi superiori, avendo a disposizione un territorio importante, un territorio che è patrimonio dell'UNESCO, ma soprattutto un territorio che ha grandi progettualità che sono sovracomunali. Ora la palla passa alla Regione, che entro l'anno dovrà scegliere le aree urbane. Per la Marca ci sono altri 2 poli, quello di Montebelluna Castelfranco e quello di Treviso. Prima però per Chies, sindaco del comune capofila, va sciolto il nodo delle risorse umane. Se vogliamo oggi dare risposte ai cittadini non possiamo più pensare di farlo come singole amministrazioni ma come territorio di area vasta. Devo dire che questo è un appello anche nei confronti dello Stato centrale, che non può pensare che le amministrazioni locali eroghino il servizio senza dare il loro personale. Abbiamo i comuni più piccoli che stanno soffrendo, comuni con 10 addetti che non riescono a erogare i servizi e che non riescono soprattutto a mettere in campo le progettualità che servono per il PNRR. Per cui è inutile dare risorse se poi non diamo le necessarie capacità ai comuni per dare risposte ai cittadini. E a proposito della vita amministrativa dei nostri comuni, come sapete in settimana il Consiglio dei Ministri ha fissato l'Election Day per il 12 di giugno e a Tarso c'è una doppia sfida, quella dell'ex sindaco e commissario provinciale della Lega Gianangelo Boff. Tarso per me è il paese dove sono nato politicamente, dove per primo ho i miei affetti e quindi sicuramente per Tarso non mi tirerò mai indietro. Per me fare il sindaco è stata un'esperienza fantastica, per cui rimettermi in campo per il mio paese è una cosa che mi onora e spero poi venga gradita anche dai cittadini. Alla fine ha sciolto ogni riserva Gianangelo Boff, numero 1 della Lega Treviso. Per lui da qui all'Election Day del 12 giugno si prospettano 2 mesi e mezzo impegnativi da candidato sindaco e da commissario provinciale del Carroccio. Quando si è sulla barca bisogna remare e se c'è un po' di più mare bisogna remare un po' di più, ma comunque ce la facciamo, non c'è problema, insomma ho tanta gente che mi aiuta, tanti collaboratori, abbiamo una buona squadra su Tarso, per cui non c'è problema. Boff era già stato primo cittadino di Tarso per 2 mandati, poi il passaggio di testimone a Vincenzo Sacchetta che fa un passo di lato per motivi personali. Ora il ritorno alle origini, il programma è in corso di definizione. Quanto alle priorità, Boff ne sceglie una in particolare. Ci sono dei problemi di carattere sociale che vanno affrontati, adesso viviamo in un momento in cui il caro bollette, tutte le dinamiche post pandemia attanagliano le nostre comunità e qui bisogna cercare di dare delle risposte, essere vicini ai bisogni e alle esigenze anche sociali dei nostri cittadini. Campagna elettorale che riguarda 17 comuni nella Marca, nessuno a rischio ballottaggio, ma la macchina della politica tra partiti e mondo civico è già in moto da tempo. Pubblicità, a fra poco.